Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba! Ritorniamo dopo una settimana di bianco. Mi bagno il viso per la mia solita rasatura della domenica. Un ben ritrovati a tutti gli amici del canale Domenica Che Barba. Mentre già ho dimenticato di acchiappare dallo scaffalino quello che è il pre-shave, ed eccolo qui, arrivando in video al saluto di Alessio Herrera, che questa mattina ho rivisto in un'immagine che non ritoccata riporta in tutto il suo fulgore il valore umano, civile, maschile di un rasatore come lui. Andiamo a preparare questa acqua, vedete come spruzza bene adesso l'erogatore, di acqua cosmetica e glicerina, che serve ad arricchire in teoria la ciotola prima del montaggio del sapone. Mentre, visto che io monterò direttamente in viso, catturando sempre dalla scatola pervenuta tempo fa dall'amico Alessio dall'Agartha, eccolo qua, Agartha Phoenix, sapone vegetale con mappa del mondo, mai come oggi. La geopolitica è di gran moda. In un momento in cui il mondo sta esplodendo, vengono testati missili, noi ci troviamo a farci la barba in una giornata cupa, e una giornata ieri meravigliosa sul Tirreno, oggi non brutta, se non piove, se non ci sono disastri, ma insomma vagamente un po' crepuscolare. Quindi andiamo subito a preparare il pre-shave, perché dopo il pre-pre c'è il pre-pre, c'è quello vero, che sempre dall'amico Alessio Herrera, eccolo qua, Down of Glory, Godfellas, fluido, quasi liquido, una preparazione ottimale, oleosa, che va a predisporre il nostro viso alla rasatura della domenica. Voi come state? Io saluto l'amico Mirko, saluto Luigi dal 13, Matteo Preda, saluto tutto il gruppone di coloro, saluto Marco Marotti, saluto Luca, saluto Fulvio, saluto Davide, saluto Fabio con la sua barba, saluto tutti coloro che talvolta riescono a dedicare un po' di tempo, e saluto Riccardo, il nostro grande chimico, mente della chimica sono io, mi ricordo ogni volta che penso a Riccardo, la grande frase che disse Raul Gardini agli industriali veneti, finendo poi malissimo nelle obituerie. Partendo da lì non abbiamo nomi oggi, non ci sono cadaveri eccellenti, si potrebbe dire, in realtà qualcosa di eccellente c'è, ma viene poi nella parte bassa della nostra lavagna. Quindi ricordiamo i morti di Gaza, tra cui migliaia di bambini, palazzi distrutti, ancora ieri un edificio crollato, peraltro in Libano, grazie, anzi purtroppo, sotto i missili dell'Israeli Defense Force. Andiamo a bagnare il pennello, e questo, la ciotola è sempre lei, Uppercut Deluxe, ciotola con zampe rapaci, questa è la pennellazza, questo è il calibro 30 della Yaki Brush, lo vedete qua, è un barber pole gigantesco da tenere con la mano ferma, ecco, sembra di vedere il pugno di Maurizio Landini dopo gli scioperi dei medici che minacciano la serrata e il licenziamento. Andiamo subito a prelevare, come vi ho detto, il sapone Agartha Phoenix dell'amico Alessio, e andiamo col pennello che sarà umido, non abbastanza umido, poco umido, troppo umido, non importa, cerchiamo di semplificare le cose. Adesso io vorrei che le nostre rasature, che in fondo sono rasature, diciamolo, niente di più che un momento in cui noi decidiamo di renderci più consoni a un ambiente di civiltà, cioè tenendo un viso rasato. Questo non vuol dire che chi porta la barba non sia civile, mi raccomando, non pensate che questo sia un messaggio discriminatorio nei confronti di chi invece ama lo stile hipster o tanti altri tagli di barba, compresi i favoriti del ministro della cultura Giuli. E quindi guardate come è montato istantaneamente. Questo vegetale è stato prelevato in una tale così ricchezza che io vado, senza bagnare ulteriormente, a stendere sopra il pre-barba. Mi è cascato un ciocco di crema sul tappetino grigio del mio bagno. Spero l'illuminazione sia buona, ho dovuto aumentare un pochino il lumen del mio piccolo illuminatore da casa, perché sennò non si vedeva una mazza. Voi sarete pronti ad affrontare adesso la stagione sciistica,
aperte le piste in tutto il nord Italia, figuriamoci nelle Dolomiti, anche in Valle di Susa, non so qui sull'Abetone, nel centro Italia se c'è qualche pista praticabile. Bene, non monta neve il vegetale, ma questo già lo sapevamo. Provo ad aggiungere un tantino d'acqua senza farmi vedere, presa con la mano dalla ciotola che giace sulla maiolica del mio piccolo lavandino di casa, e senza guardare troppo nello specchio che si trova al di sotto, nella mensolina inferiore, vado a montare con, vediamo, movimenti circolari per preparare questa rasatura domenicale. Quindi sotto le obituarie ricordiamo i caduti di Gaza, oggi è il 24 di novembre, questo l'abbiamo detto. Poi a chi se ne frega, Rocco Casalino, che ha partecipato a queste mega referendum di 88.000 iscritti, o quanti sono, non so, adesso forse esagero, per ristabilire il nuovo assetto del partito, che ha messo all'angolo Beppe Grillo, l'hanno dileggiato, non vogliono più vederlo, l'elevato degli nervi si è diselevato, non si è più sentito, e quindi Rocco Casalino girava in felpa per questo salone, questo ufficio al Campo Marzio nel centro di Roma, dove il Movimento 5 Stelle di Giuseppi ha la sua base operativa nella capitale. Ha detto che lui non gliene frega niente, Casalino, di tutto questo, lui è diventato di sinistra, ma chi se ne frega di cosa pensa Rocco Casalino? Dobbiamo andare avanti, perché ieri a Marina di Grosseto si è tenuto un comitato, diciamo, elettorale costitutivo che dovrebbe trasformare il partito, il movimento, il mondo al contrario del generale Vannacci, in un partito politico. Non si sa cosa accadrà. Presente Salvini, fischiettato e sbertucciato quando ha cercato di difendere Netanyahu dalla, diciamo, decisione dell'incriminazione della Corte internazionale dell'Aia per crimini di guerra insieme ai capi terroristici di Hamas, che peraltro lo stesso Netanyahu ha già provveduto ad eliminare un bel po' di tempo fa. Quindi non si possono, dice Salvini, ha cercato di dire, non si può avvicinare la figura di Netanyahu a quella dei terroristi di Hamas, perché Netanyahu è al governo, a capo di un paese civile e democratico, gli hanno fischiato, non riusciva più a parlare. Quindi spaccatura. Salvini sta cercando, in attesa del suo processo il 20 di dicembre, che sta attendendo con grande ansia, lui vuole essere processato, vuole usare il processo per diventare una vittima e quindi cercare di essere rieletto all'interno del movimento della Lega. E quindi qua non è montato granché, ma non deve montare, il vegetale ha questa sua caratteristica. Quindi andiamo a prepararci alla rasatura al primo passaggio, mentre scorrendo con lo specchietto retrovisore leggo Marcucci, Andrea Marcucci, ex fondatore di Video Music, ricco imprenditore lucchese, proprietario del Ciocco, quel grande complesso turistico che ha anche ospitato negli anni d'oro i ritiri delle nazionali italiane di calcio, nonché oggi imprenditore ematologico dei derivati del sangue, che è stato prima del Partito Liberale, poi è andato nel Partito Democratico. Ieri si è riunito a Milano, c'è un pezzetto sul Foglio dove vuole fondare con il fuoriuscito Maratin di Italia Viva e con Carlo Cottarelli. Io vado, scusate, prendo un momento la mia fonte di informazione, perché lo vediamo qua: liberali unitevi, i centristi presentano un nuovo progetto a Milano, vale il 10%, secondo me vale il 10% di 4 che lo votano, quindi il 10% di 4, voi fate il conto di quanto può essere, non è 0, insomma, quindi una operazione completamente inesistente. Movimento 5 Stelle, abbiamo parlato dei movimenti interni, della scelta dell'abolizione del terzo mandato, di tutte quelle che sono i vecchi pilastri che hanno fatto parte della cultura del movimentismo grillino. Mentre andiamo a preparare, prima di parlare del resto, del rasoio, abbiamo un King Sigilettico, vituperato, tanto amato, c'eravamo tanto amati di Ettore Scola. Non so se metto in dettaglio dritto come si deve il logo. Non è un brutto rasoio, è un rasoio pesante, a questa parte liscia, zigrinata, liscia. A qualcuno piace, qualcuno lo ritiene un rasoio pessimo. Io adesso mi farò la barba associando a questo grande classico delle lamette Astra, eccole qua, Astra blu, consigliatissime lamette per chi inizia, per chi vuole continuare, per chi decide di finire perché ha deciso di non farsi più la barba. Ottimi prodotti dal blasone antico, quindi niente infingimenti, come diceva il vecchio leone Bettino Craxi, niente infingimenti. Allora, senza infingere, fissiamo questa lamastra che vi farò vedere. Scusate, la ripongo perché resistono delle presenze dei punti decola
Ma il punto delle cose io non li ho fatti scattare, come non ho ancora acceso la radio. E perché non ho acceso la radio? Perché me ne sono dimenticato. Ho selezionato Convitto Radio, piccola radio, non ho capito di dove. Qua attualmente sta parlando Radio Radicale. Senti. Questa è una scatenata, di sicuro donna di sinistra in un convegno che non riesco a riconoscere. Scusate, lascio un po' sotto e poi vi metto una radio rilassante di cui sosteniamo, diciamo, l'attività da un punto di vista emotivo, chiaramente. Soldi non ne abbiamo. Ecco, qua ci siamo, Russia, Israele. Intervento di Putin in Mongolia, anche lui fu accusato di genocidio dalla Corte internazionale dell'Aia, montato al rasoio. Eccolo qua. Sentite l'appello, la mozione, il massacro degli innocenti, va bene. Allora io vado a cercare, prima che questa mi metti in condizione di così anche di irritarmi un po', perché non ho voglia io la domenica mattina di sentire questo genere di approcci così aggressivi da parte di congressisti. Abbiamo Shakira, Loca Español, Easy Listening, andiamo a radere e partiamo? Non vorrei che questo mi incrinasse e mi dessero poi del violatore del copyright, ma siamo Shakira, è sempre un bel sentire. Buon taglio, come sentite si è asciugata molto in fretta, forse troppo asciutta. La nostra carta vegetale un herpes mi aveva devastato il labbro inferiore, superiore, anzi scusate, ragion per cui è stato un buon motivo di sospendere la volta scorsa, domenica, la rasatura. Troppo asciutto, andrei ad aggiungere un pochino di schiuma, perché nel frattempo, essendomi dilettato a, vedete, si asciuga istantaneamente, il bagno è molto, probabilmente l'accensione del riscaldamento che noi teniamo acceso qui per 2 ore al giorno, forse perché tutto sommato non fa assolutamente freddo. Ciò basta, tengo la metà yin e yang riumettata da un passaggio rapido per evitare lesioni. Vado a riprendere il mio King's Gillette armato Astra, scusate, armato su Astra. Bene, diciamo un taglio soddisfacente, compreso questo taglio qui che mi ha massacrato il mente, eccolo qua, guardate. Queste sono le cose che non vanno fatte quando siete di corsa. Io non sono di corsa, ma ho un po' di cosette da fare oggi, quindi mi porto in anticipo l'ansia di dover finire per fare altre cose. In realtà non ho ancora pranzato. Sono le 12:30 di domenica 24 di novembre. Un po' di new wave con questa Radio Convitto. Andiamo a preparare il secondo passaggio, così sciacquiamo e togliamo queste presenze red. È molto importante l'aspetto emotivo quando vi accingete alla rasatura. Gli arnesi sono importanti, l'esperienza anche, ma anche, diciamo, l'approccio mentale con cui la domenica, anche se è una giornata di calma e di relax come dovrebbe essere, voi vi accingete a radervi. Quindi andiamo a riprendere il nostro Agartha, magari carichiamo ancora un po' il nostro pennello per dargli una sorta di nuovo arricchimento, nuova possibilità di esprimere la sua meccanica. Il viso ormai è stato rasato col primo passaggio, mentre andiamo a parlare di Matilde Lorenzi, la sciatrice morta in allenamento forse ormai quasi un mese fa, forse sul ghiacciaio della Val Senales, è morta in condizioni di poca sicurezza sulla pista su cui si stava allenando, e quindi già aveva detto lo sciatore Chiesa, non solo lui, ma la magistratura sta indagando sulla mancanza di una rete di protezione sul muro di neve su cui si è schiantata lateralmente la povera ragazza poco più che ventenne e su cui ci ha lasciato la vita. Quindi occhio,
a quello che accade, tenete d'occhio i responsabili di tutti coloro che in qualunque ambito devono vigilare sulla vostra sicurezza e spesso non lo fanno, salvo poi cercare di insabbiare tutto come pare sia successo in questo tristissimo incidente mortale. Poi pare che l'autorità americana voglia chiedere a Chrome, scusate, a Google, di chiudere Chrome. Ho scritto Chrome da Google, esattamente al contrario, scusate, perché questo navigatore che è in una posizione dominante, chiaramente, come tra i più conosciuti navigatori, tutto lo adoperiamo, ha una posizione un po' troppo ingombrante, quindi vogliono fargli chiudere il più famoso browser che noi possiamo conoscere, che tutti abbiamo frequentato. Il ministro Valditara, ieri, non uno di meno, 160.000 donne a Roma hanno bruciato davanti al Ministero dell'Istruzione la foto di Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione, per la nota vicenda di aver negato il patriarcato, oltretutto durante l'inaugurazione della fondazione. Giulia Cecchettin, vediamo qua, patriarcato, anche questo signor Cecchettin è un personaggio un po' strano a mio giudizio, la sorella della povera Giulia che fa la sua parte, e in ogni caso Valditara ha detto che gli immigrati sono ragionevolmente la causa scatenante della violenza sulle donne, mentre la sorella di Giulia ha detto che sua sorella è stata uccisa da un maschio bianco. Bene, senza dubbio era bianco Filippo Turetta. Io sento questa lama non troppo scorrevole, non mi piace tanto, o è montata male o il rasoio non è il massimo, sento che non mi sto facendo del bene. È un contropelo arduo, è un contropelo poco efficiente, non c'è il taglio netto, sento quasi degli strappi. Bene, e per evitare ulteriori danni non insisto sul contropelo, toccandomi il viso. E sempre qua l'incognita, vedete, dove cerco nella zona baffi di non infliggermi ferite, e interrompo il secondo passaggio. A questo punto, rasato quasi perfettamente, poi in maniera ancora un po' incompleta, patriarcato di Cecchettin, zio Michele Misseri, andato a Far West, ha dichiarato che la sua vera galera è quando è dovuto tornare a casa dopo averla fatto il gabbio, quindi immaginate che esistenza può aver avuto colui che si è così accollato la responsabilità della morte della nipote Sara Scazzi. E poi abbiamo questa notizia che 2 giorni fa è stato trovato sull'Aspromonte, nella zona di San Luca, il corpo carbonizzato dentro un SUV, dentro un'auto di Antonio Strangio, uno di quegli Strangio, quelli della faida di San Luca, che si chiuse ormai 15 anni fa, più o meno, forse un po' di meno, con la strage di Duisburg in Germania. Vi ricordate la mattanza in cui si regolarono i conti a fare 2 cose? Questo rischia che riapra antiche ferite gravissime. Mentre tiriamoci sul morale del nostro comparto internazionale, Raffaele Fitto finalmente, dopo una settimana di mazzate tra i popolari, tra i socialisti europei, tra Fitto che è uscito con The Cat is on the Table, con questo suo meraviglioso inglese, candidandosi alla vice commissione UE, alla fine ce l'ha fatta insieme alla spagnola Ribeira, con cui c'era stato così un po' un battage, uno scontro, che è un battage è un'altra roba, quindi insomma alla fine abbiamo anche noi il nostro uomo che ci tiene, che si occupa dei nostri interessi in Europa, nel governo europeo, quindi non una roba da niente. Netanyahu incriminato, abbiamo visto la Corte il governo Trump ha visto personaggi strani, dalla giustizia sulla cui poltrona è stato messo un conduttore di Fox News, un giornalista, mentre all'industria è stata messa una strana signora che sembrava forse all'istruzione, invece era all'industria della produzione, che mena botte sui ring del wrestling, anche perché Hulk Hogan, sapete, è stato un sostenitore di Trump nella campagna, infatti lo riprenderemo in un articolo dal Foglio Quotidiano. Foto su Unifil, 4 militari del contingente italiano feriti dagli attacchi israeliani alle basi del contingente di pace dell'ONU, quindi casini a non finire. Mentre Putin, io
lievito, e non voglio ricordarvi, oltre le mine antiuomo che Biden ha donato a Zelensky per metterle come regalo di Natale ai russi per allentare la loro avanzata, abbiamo guai economici in Germania, dove la Mercedes sta tagliando miliardi di euro e 6.000 dipendenti della Volkswagen di Wolfsburg hanno manifestato l'altro ieri contro i tagli nell'industria automobilistica che sta vivendo dei momenti drammatici. Un pezzo di Stefano Cingolani riprende sul Foglio di questo fine settimana l'argomento. Andiamo a fare il terzo passaggio. Vediamo se riusciamo a completare in maniera dignitosa. Mi sembra di sì, perché poi alla fine tutto si riesce a fare. Buono questo pennellone, che non è Pippo Baudo, ma è un grosso pennello, il famoso grande pennello, pennello grande, pennello cinghiale. Questo non è un cinghiale ma un Yaki Brush 30, vi faccio rivedere la culata, come vedete, di questo grande pennello che serve a donare alle nostre rasature un interessante allure, diciamo, e anche un po' di fascino, no? Cioè, può indurre un pennello così a chi non si è mai fatto la barba con il rasoio di sicurezza di cominciare a farlo, perché il massaggio del viso, che può essere così circolare alla pompeiana. Saluto l'amico Carlo Peluso, che non vedo ma ogni tanto mi riscontra con i suoi like i miei post e le mie pillole talvolta che vengono pubblicate anche da Stilo 24, giornale d'inchiesta della provincia di Napoli, diretto da Simone Di Meo, un giornalista molto bravo, anche giornalista di Libero. Quindi ogni tanto le mie pillolone settimanali che sintetizzano un po' quello che è accaduto nei giorni precedenti fanno un po' da companatico a chi prima di prendersi lo spritz il sabato pomeriggio alle 6 magari ha voglia di sentire, di leggere un po' di notizie in estrema sintesi, che sono l'opposto di queste prolisse rasature ma necessarie. Intanto facciamo l'obliquo. Questa radio un po' altino il volume, cioè, deve passare un po'. Steve Miller Band e Serenade, belli, bravi, me lo ricordo. Steve Miller, come aveva detto una volta un DJ, Steve Miller Band. Bene, l'obliquo non è cattivo, forse perché opera su un viso già ormai rasato. Sempre attenzione qui. Chissà perché è sempre il mento la zona in cui insisto di più, perché forse è quello che sento più esposto al giudizio di chi guarda. Voi guardate come si fa la barba agli altri, cioè incrociate gente negli uffici e guardate la qualità della rasatura. Io lo faccio in giro, mi capita. Vedo le rasature spesso improvvisate, spesso anche molto meglio delle mie, dipende anche molto dalla pelle, dal colore del viso, da come si presenta un viso rasato, che non è sempre perfettamente privo di peli, a volte ci sono dei piccoli, come si dice, la presenza della barba nera scura si intravede anche dopo una barba appena fatta, ma insomma stiamo parlando di filosofia, stiamo parlando del sesso degli angeli, come si diceva nei nostri congressi liberali, non c'è del niente. Bene, io direi che il viso è ormai da considerarsi pressoché rasato. Bene, una discreta rasatura, non mi è dispiaciuto questo rasoio, mi ha dato qualche momento di, come si può dire, di insicurezza, ecco, di incertezza, chiamiamo. Andiamo a sciacquare con acqua ormai fredda. Non abbiamo altro da segnalare, ci sarebbe tantissimo, perché nelle ultime 2 settimane a questo punto sono successe molte cose. Abbiamo il virus della poliomielite scoperto nelle fogne di Varsavia, quindi questa è già un'altra bella notizia, soprattutto per chi vive a Varsavia in Polonia. Vabbè. E sul resto è uscito, anzi uscirà martedì in 60 paesi, il libro Libertà di Angela Merkel. Sono tutti i suoi rapporti che ha avuto diplomatici e politici negli anni, dalla sua infanzia alla fine, diciamo alle dimissioni dalla politica nel 2021, giusto in tempo per sfuggire all'invasione dell'Ucraina e dopo aver lasciato il suo paese in mano alla Russia dal punto di vista delle forniture di gas, creando dei danni devastanti. La Germania sta pagando adesso il suo declino industriale, grazie anche a queste scelte che lei probabilmente nel libro cercherà anche di giustificare. Leggetelo se avete voglia.
Io sono anche andato a vedere 2 domeniche fa La grande ambizione, il libro di Segre sulla vita, non sulla vita, sul progetto, il sogno di Enrico Berlinguer, diciamo da vedere, piuttosto interessante. E proprio perché abbiamo terminato la rasatura, abbiamo delle piccole lesioni che vedete tendono a manifestarsi in questa parte del mento, andiamo a usare il Facial Toner Remedies. Questo ottimo prodotto di Goodfellas a base di cetriolo è un prodotto molto interessante, sentite, in una plastica anche trasportabile, se volete qua vi lascio in descrizione per chi non avesse visto le puntate precedenti. Per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche, diciamo, è un prodotto che serve a dare un immediato sollievo, lo vedete molto liquido, al viso appena rasato, quindi tende a lenire quelli che sono gli arrossamenti, quelli che possono essere non soltanto piccole lesioni, ma anche, diciamo, come a volte succede sotto la gola, quando usate magari in preda magari al desiderio di insistere un po' di più nei passaggi, vi trovate la pelle un po' offesa, diciamo, in alcuni punti, come capita un po' a tutte, a seconda anche appunto dei rasoi dei mezzi che si usano, e questo prodotto, lasciamolo un pochino asciugare, è un prodotto eccellente, devo dire, mi sono trovato molto bene, mi permetto di consigliarlo a chi non ha ancora pensato. Ce ne sono diverse versioni, andate sul sito dei Donghi e vedete tutte le nuance di questo prodotto aggiuntivo che si applica prima dell'aftershave. Prima dell'aftershave, in attesa che i Remedies Facial Toner di Goodfellas si asciughino, prendiamo il foglio perché non si può così, non ci si può esimere. Oggi abbiamo chiaramente un po' l'atteggiamento di Salvini, che viene un po' deriso, il Salvini furioso sul pezzo di Carmelo Caruso, e si dice che Giorgia Meloni di Salvini dice non è cattivo, è solo un situazionista, parla quando deve tacere, tace quando deve parlare. Quindi va a Torino all'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, dove hanno eletto peraltro Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, contro lo russo, sindaco di Torino, che ha perso la battaglia, e dice alle 10:30 questo Salvini che lui darebbe il benvenuto a Netanyahu in Italia. Poi Palazzo Chigi chiarisce che sul mandato di cattura del premier israeliano parla Tajani, quindi Salvini non può dire nulla, nulla conta quello che dice soprattutto. Se solo Meloni avesse Salvini per le mani, questa volta gli metterebbe il ciuccio a Bebè Salvini. Alle 13:15, poi 3 ore dopo, il benvenuto di Salvini si trasforma in un faremo sintesi con Meloni. È una questione internazionale, quindi le ha prese da Giorgia. Quindi Giorgia non la drizza, non riesce. Qua abbiamo una vignetta di Maccox dove c'è un po' confuso Salvini in mezzo alle sue stesse parole, che non si sa a questo punto. Basta parlare di politica, un po' di politica estera. Io vi dico che se Netanyahu viene in Italia entro questi 28 giorni che mi separano da una condanna a 6 anni per avere e poi si perde, perché porta sempre al centro la sua condanna, non si capisce mai dove voglia andare con i suoi discorsi. Comunque, di Luciano Capone, Carlo Stagnaro, un bel reportage, le case popolari fregate al 110%. L'Italia ha avuto l'occasione per offrire una prima casa ai poveri, ma ha rifatto la seconda casa ai ricchi. Questa è la verità. 2 piccoli pezzi. Ci si è chiesto quante risorse in realtà sono state spese per ristrutturare le case popolari. La risposta è circa il 2% della spesa da superbonus. Figuriamoci un po'. Se di tutti quei soldi, invece di fare le ville unifamiliari, avessero dedicato 10 miliardi alle case popolari, avremmo fatto il triplo e avremmo fatto meglio, dice Buttieri al Foglio. Buttieri è stato intervistato, il presidente di Federcasa, quindi sicuramente una persona molto attenta a questo genere di problematiche, che sa esattamente quello che dice: il più grande trasferimento di risorse dai poveri ai ricchi della storia repubblicana. Questo è stato questo meraviglioso esercizio di squilibrio del governo di centro, di centro-sinistra, perché se li ha fatti Conte, il Conte 1 e il Conte 2. Poi abbiamo dazi e dollaro, Pabini Smaghi, 3 errori, il grande economista, che l'Europa deve evitare in vista del ritorno di Trump. Nei 2 mesi che mancano all'insediamento della nuova amministrazione Trump sono almeno 3 gli errori che l'Europa deve evitare, soprattutto per quel che riguarda i rapporti economici e commerciali con gli Stati Uniti. Il primo è quello di credere che Trump non farà quello che ha promesso in campagna elettorale, perché i dazi effettivamente li metterà. Il presidente eletto e chi lo circonda sono convinti che il resto del mondo tragga ingiusto profitto dal libero commercio a scapito dell'America. Vale la pena di vedere quali sono gli altri 2 errori da non fare. A pagina 3 in fondo al giornale
quindi imponendo dazi che variano dal 10-20% nei confronti dell'Europa, dal 60-100% nei confronti della Cina. Il secondo errore da non commettere è quello di pensare che la prima presidenza di Trump 8 anni fa rappresenti un utile riferimento per capire ciò che potrebbe succedere nel prossimo futuro. Sbagliato. C'è infatti chi ritiene che i dazi non siano in fin dei conti un problema, perché l'ultima volta che furono imposti il loro impatto fu alquanto limitato. E questa volta sarà diverso, invece, dice Bini Smaghi. I dazi non saranno selettivi, non colpiranno solo i beni intermedi, ma anche quelli finali. Bel problema. Il terzo errore è quello di valutare le misure commerciali senza tener conto del più ampio quadro di politica economica che verrà messo in atto dalla nuova amministrazione americana. Quindi tagli delle imposte societarie, l'aumento del disavanzo pubblico accentueranno l'afflusso di capitale verso gli Stati Uniti, quindi di là il dollaro tenderà ad apprezzarsi nei confronti delle principali altre valute, a cominciare dall'euro, aggiungo io, quindi chi importi i dollari. Come noi, che lavoriamo in questo campo delle materie prime, come l'azienda per cui lavoro io, in realtà, tali pressioni si sono peraltro già manifestate, come conferma il rialzo del dollaro nei confronti dell'euro del 3% nelle settimane successive all'elezione di Trump. Un dollaro più forte tende a ridurre i prezzi delle importazioni americane, compensando almeno in parte l'effetto dei dazi. Quindi qua pagina che tratta argomenti di primissima attualità, ma vediamo dove abbiamo messo i nostri segnalini quest'oggi, e l'abbiamo certamente il buon pastore, predicatore e bassista rock. Io vi faccio solo vedere, non vi leggerò nulla di questo, che sarà il futuro ambasciatore americano a Gerusalemme, quello che dovrà mettere in atto le politiche di Washington in Terra Santa. E poi Marco Bardazzi che ne scrive, grande esperto, un tipo, la Keith Richards, che è il chitarrista dei Rolling Stones, se non ricordo male, perché è un grande appassionato di musica costui, si chiama Mike Huckabee. Benissimo, ma la politica non è tutto. Nella vita di Huckabee la fede evangelica conviveva con un'altra fede altrettanto forte, quella proprio di affiliato alla chiesa del rock. E da governatore dell'Arkansas, come si dice, che poi chiamano Arkansas, di cui lui è stato chiaramente ai vertici, grazie a Keith Richards dei Rolling Stones, sorpreso nello stato a guidare sotto effetto di stupefacenti. Donald Trump ha scelto Huckabee come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, facendolo diventare il futuro uomo di punta degli americani a casa di Netanyahu. È stato anche ex candidato alla Casa Bianca, questo signore, un peso massimo del Partito Repubblicano, e un personaggio che su Israele ha idee chiare, chiarissime, destinate a far discutere anche molto. Quindi in Medio Oriente, queste sono sue parole, sta arrivando un chitarrista, bassista, sionista, attenzione, che ritiene l'esistenza dello Stato ebraico una questione di diritto divino sulla quale non si possono accettare compromessi. State bene a sentire le parole di Huckabee. A 14 anni era già annunciatore per una radio, e questo un po' l'invidio, perché sarebbe piaciuto anche a me. A 15 avvertì la chiamata spirituale che a 16 anni lo portò a cominciare a predicare dal pulpito. Ritenuto uno studente brillante che avrebbe potuto far carriera in molti settori, scelse la vita religiosa e divenne un pastore battista a 18 anni, quindi c'è anche la carriera lì. E da ex obeso aveva perso 50 kg, e alla vasta popolazione americana, sovrappeso, Huckabee dedicò un libro di successo del titolo a effetto "Smettiti di scavarti la fossa con coltello e forchetta". Ci sono usciti poi un po' anche ridicolizzati alcuni libri dedicati a Trump, lui fu lontano da Trump e poi gli si avvicinò molto al punto di scrivere dei libri per spiegare Trump ai bambini. Quando perdonò Keith Richards, tra parentesi, per esempio, il suo commento spiritoso piacque molto, ma anni dopo, state a sentire, in Cauda Venenum, il pezzo di Bardazzi, la star dei Rolling Stones nella sua autobiografia ha scritto di avere considerato il gesto solamente una trovata politica e ha aggiunto una nota che deve aver fatto molto male ad Huckabee. Quel tizio, come chitarrista, non vale niente. Meravigliosa questa uscita che fa un po' di affresco di questo diplomatico importante americano, a ruota libera, al Kogan, eccolo qua, guardatelo. In un comizio Trump, Vance, il grande campione di wrestling. Queste sono a ruota libera dagli Stati Uniti all'Argentina, e poi da noi il gran carnevale degli svalvolati della politica. E qua Michele Masneri a scrivere tante sottolineature, ma dice un grande momento per gli svalvolati, ammettiamolo. La vittoria di Trump alle elezioni americane è un gigantesco pride
di svalvolati di ogni genere e tipo che partendo dalla Casa Bianca si riverbera ad ogni latitudine nelle colonie, dove ogni paese, anzi nazione, ci mette del suo. Musk è simile a un cattivo di James Bond, con ciuffo e saltelli e tutto il corollario hollywoodiano di razzi, auto elettriche e treni magnetici. Un aristo svalvolato è chiaramente Robert Kennedy Jr., figlio dello scomparso Bobby, e che sarà ministro della sanità, ambientalista, nemico di Big Pharma, ma anche Novax conclamato e portatore di vermi nel cervello, così ha detto lui, e c'è da credergli. Poi c'è Linda McMahon, svalvolata femminile, direttrice dell'agenzia per le piccole imprese, ecco, ne parlavamo prima. McMahon è spesso ripresa su un ring mentre fa botte con strani maschioni. Ma tranquilli, non siamo nella defatigante questione sui pugili uomini e donne. Peraltro la signora è stata anche a capo della WWE, World Wrestling Entertainment, la più grande organizzazione di combattimenti di quello sport reso celebre da Hulk Hogan. Eccolo qua, nella foto centrale. Intanto al Colosseo combatteranno non Musk contro Zuckerberg, ricordate che dovevano sfidarsi in questa singolare tensione nel grande anfiteatro. E invece un grande momento di svalvolatezza saranno i turisti selezionati da Airbnb che in accordo col Comune di Roma potranno loro esibirsi in combattimenti dentro il Colosseo. Immaginate. Che dire dello svalvolatissimo Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni, che in campagna elettorale per la regione Umbria si è scatenato alzando ancora il livello di sgangheratezza già grande e alto del suo brand politico, culminato in un post: io ho elemosinato la figa, scusate. Lo chiamano il Donald di Terni, sostenendo che i voti non li elemosino di certo, al massimo li compro, li prendo di prepotenza. Questo è anche il presidente della Ternana, la locale squadra di calcio. Lui era già stato noto per aver polarizzato l'Umbria anche esteticamente. Qua parliamo dell'Ohio, noto per Giotto, Don Matteo, oppure per Brunello Cucinelli. L'Umbria e i suoi borghi più belli d'Italia, questo tra virgolette, insomma un'Italia più bella del vero. Colin Firth e Mario Draghi col suo bracco Vinaccia. E Monica Bellucci che scende dal treno nei Mitici, che credo che sia un film o un serial, e in pieno accento di Città di Castello declama: che me stasci per culo? Questo è il nostro paese, noi vogliamo essere parte di un mondo più grande, di campagne, di immagine nel mondo, questi siamo noi. E poi si dice che oggi le mamme sognano infatti per le figlie non più, poi si salta in avanti, mariti, notai o medici, ma un trapper come Tony F., peraltro grandissimo personaggio sordiano, rapper pigro, rapper romano che non gli va di sbattersi molto e si vede quando è sul palco e fa il minimo ed è strepitoso, con le catene, i tatuaggi del dollaro e la mutanda a vita bassa. Poi magari forse Tony F. in segreto legge Micromega e il Financial Times. Il politico arriva oggi con la sua versione parody tra il De Luca originale, Crozza, che fa De Luca, è molto più comico l'originale. E poi si fa un gran parlare di sobrietà e di Berlinguer, di Aldo Moro. Io spiaggia col cappotto, ma oggi non lo farebbero più senza un paio di ciabattoni Balenciaga e un tatuaggio almeno sugli occhi. Abbiamo Giorgia Meloni, quadro dello spalvolato del presidente dell'Argentina, che ne ha viste già di belle lei, la nostra Giorgia, ma rimane perplessa quando il presidente argentino Milei le consegna una statua di se stesso con la motosega. Manca a sinistra non si scherza. L'altro giorno Angelo Bonelli dei Verdi si è messo a declamare più che cantare il ragazzo della via Gluck alla Camera per manifestare, state a sentire, tutta la sua contrarietà alla cosiddetta norma Salva Milano, che sblocca la situazione dell'urbanistica, in particolare quella milanese, in stallo a causa delle inchieste sui presunti abusi edilizi che secondo lui favorirebbe la speculazione edilizia. Poi abbiamo un altro pezzo, andiamo in caduta, la caduta degli dei tedeschi, ThyssenKrupp, Volkswagen, BMW, Bosch e altri, come le grandi famiglie del capitale fronteggiano la tremenda crisi in Germania. Qua andiamo rapidi e partiamo dalla fine dell'Ottocento, perché qua si parla di Alfred Friedrich Krupp, detto il re dei cannoni. Voi immaginate, decise di imitare Tiberio, l'imperatore naturalmente, e passare a Capri i migliori anni della propria vita, sollazzarsi come il dissoluto imperatore negli ozi e nei vizi. Circondato da una corte di ragazzini, accusato di pederastia, venne espulso dall'Italia.
Contro di lui si erano scatenati i socialisti sul giornale, la propaganda, ma la campagna era stata rilanciata da Matilde Serao, figuriamoci, sul Mattino di Napoli, rincarò la dose. L'uomo più ricco della Germania indulgeva in pratiche omosessuali con i giovinetti capresi, scrisse il giornale. La corruzione si era fatta così indecente che si potevano vedere persino le fotografie di certi episodi nello studio di un fotografo dell'isola. Per sfuggire alla condanna, il magnate dell'acciaio ricorse alla sua amicizia con l'imperatore Guglielmo II e morì poco dopo, il 22 novembre del 1902, nella sua Essen, nel cuore della Ruhr, emorragia cerebrale, si disse, ma forse suicidio, travolto dallo scandalo. L'industriale non possedeva peraltro una villa e abitava al Quisisana, che è un albergo notissimo di Capri, e da lì non riusciva ad arrivare direttamente alla rada dove era ancorato il suo yacht, così comprò l'intero tratto di monte e lo fece scavare. La distruzione della natura in Italia, ricordate il libro di Antonio Cedena, di cui vi ho parlato qualche puntata fa. Alla fine di un secolo di ferro, di sangue e di fuoco, la Krupp si fusa con Thyssen, che insieme a Friedrich Flick, tra i fondatori del Partito Nazionalsocialista, il partito del Führer, voglio ricordarvi, aveva creato il famoso Trust dell'acciaio. Poi si parla delle uniche famiglie che in Germania un po' stanno tutto sommato divertendosi per gli affari, loro non vanno così male, sono forse gli unici, sono gli Albrecht, quelli che hanno inventato il discount e controllano la catena Aldi, molto diffusa nel nord-est italiano. L'Aldi discount, quindi pochi prodotti, ancora oggi non più di 1000, quindi questo è, diciamo, il rigore con cui viene proposta un'offerta di prodotti piuttosto limitata contro il consumismo, con bassi costi e prezzi al minimo. Secondo una stima, peraltro, nell'economia in Germania, torniamo al disastro della caduta dei tedeschi, oltre 15.000 ristoranti, pub e bar sono sull'orlo dell'insolvenza, ma il calo dei consumi e la riduzione del potere d'acquisto sono le due principali cause della recessione. Così anche l'Audi, il gran successo dell'ultimo decennio, chiude l'impianto di Bruxelles, lo fanno auto elettriche peraltro, con il crollo dell'utero operativo del 91%. Quindi si parla della dinastia dei Quandt, padroni di BMW, e di figli Stefan Quandt e Susan Klatten, che possiedono quasi la metà dell'azienda, con una ricchezza valutata sui 35 miliardi di dollari. Si diceva, questo nel 2019, che incassassero 4 milioni di dollari all'ora. Ecco cos'era l'industria in Germania. Donatella Borghese parla di vittima chi, ma non vi racconto questo pezzo, ma parla bene di come le donne stanno riscattando, non una di meno, ricordiamo le manifestazioni contro la violenza sulle donne, e prende ad esempio Madonna, la nostra scrittrice, e Uma Thurman, due modelli, due donne ipersessuate la prima e androgena la seconda, e hanno aperto un immaginario globale verso una figura di donna che impugna l'aggressività senza più scusarsi. Ma quello che mi ha più colpito verso la fine, in un libro uscito per la penna, scusate, di Paola Tavella, dove si dice alla donna e alla ragazza, guardate qua questa pugile qua come mena, conta sul tuo corpo e fai degli esercizi che ti diano la postura giusta, decisa e non incerta, e ricorda che la tua anima gemella sei tu, ama i tuoi soldi. Quindi le donne hanno una visione piuttosto emarginatrice del ruolo del maschio, dell'uomo, ecco. Qualcuno ha provato, il povero Valditara, per poco non bruciavano vivo lui, ma lì è uscita molto male, di la verità. Ma attenzione a questa situazione in cui i rapporti tra sessi diversi stanno diventando molto conflittuali. Siamo noi uomini considerati per tanti versi, anche purtroppo a ragione, dei poco di buono da cui stare lontani. Ti dici Sanremo e pensi a Napoli, quando c'era l'altro festival venavano anche ceffoni, ma io lo faccio solo vedere questa pagina Chitarre e Gazzarre di Francesco Palmieri per questa meravigliosa foto di Aurelio Fierro che incontra i suoi fans a Sanremo durante la 12ª edizione. Io spero che voi lo vediate, ve lo metto, che vale veramente la pena questi pezzi d'Italia, no? Vedete com'era l'Italia, perché l'edizione più bella pare fosse quella del 64. Quindi il festival che è in approccio, perché a febbraio avremo di nuovo il tormentone. Qua su rosa interessante il pezzo di Fabiana Giacomotti. Questo è il ritratto che ha reso famoso un pittore
che si chiama Giovan Battista Moroni. Questo è il ritratto di Gian Gerolamo Grumelli, no? Un ricco nobile bergamasco che portava il rosa con grande orgoglio. Il rosa dipendeva dal rosso, era una, diciamo, una nuance meno aristocratica, quindi oggi il rosa è considerato, i ragazzi dei pantaloni rosa, avete sentito parlare di questo film che ha fatto molto scalpore contro il bullismo, e ancora oggi, dice Giacomotti, gli studiosi discutono di questo argomento. Nessuno ha mai speso invece una parola sulla tinta di quello che oggi definiremo look. Calze e pianelle comprese sono infatti di un rosa sfacciato, che era colore da ricchi, anzi da nobili, anzi un colore da rischio, ricco, maschio, nobile. Interessante questa cromatica versione data da un po' di arte e un po' di commento. Menti liberali di Marcucci abbiamo visto, mentre parla Fassino del PD. Qua siamo a pagina 15 e poi vi lascerò, perché qua si parla del super bonus, dell'inchiappettata, ma non voglio dilungarmi, dove il verdetto della Corte Penale Internazionale, qua parliamo di Benjamin Netanyahu, qua parla Fassino, come vi ho detto, può alimentare sentimenti anti-ebraici. E dice, per quanto riguarda Riyadh, quindi l'Arabia Saudita, non dimentichiamo che Hamas ha scatenato l'attacco del 7 ottobre per impedire la normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita, quindi un po' dalla parte più di Salvini, in questo caso si toccano gli estremi. E quindi andiamo in chiusura, concludendo questa ampia pagina di cronaca, a scegliere un aftershave. Oggi l'aftershave, io vi dirò, è chiaramente ispirato alle terre, a Salina, alle Isole Eolie, ai prodotti del grande Donato Ciniello, che saluto con grande affetto, ed Extra Cosmesi. Provate i suoi prodotti, sono veramente interessanti, sono diventati ormai parte della cultura della rasatura. Questo è il barocco, un profumo molto molto levantino, è un profumo, come si può dire, più da eau de toilette che da aftershave per la sua persistenza, ma come aftershave è naturalmente perfetto. Abbiamo scosso il prodotto che assume questo colore nebbia di quarto giaro e andiamo a, sentite, mentre gli Opus cantano Live is Life, questa è vita. Ricordatevi che la rasatura è un momento di comunione, un momento in cui si dispensano non in via solamente unidirezionale ma bidirezionale. Io attendo i vostri sempre affettuosi commenti su questo canale per trovarci in un'atmosfera che possa ancora mantenere il valore del rapporto umano, anche se mediato dai server dei social su cui vengono pubblicati questi canali. Ringrazio tutti i canali che accolgono così amorevolmente i miei video. Vi saluto, vi auguro una buona domenica da Andrea e da Domenica. Che barba! Ciao!